Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. A Trapani si muore aspettando l'esito di un esame istologico. Al TG Sicilia il vice segretario socialista Nino Oddo, che da 3 mesi è in attesa del referto. È il terzo caso denunciato in questi giorni. Intanto l'assessore Faraoni annuncia ispezioni a tappeto. Tafferugli a Messina durante il corteo dei No Ponte, lanciate bombe carta contro la polizia che ha effettuato una carica di alleggerimento per disperdere i manifestanti. Solidarietà alle forze dell'ordine da parte del ministro Salvini. A Catania si dimette il sindaco di Ramacca Vitale, arrestato nel blitz Mercurio. Intanto si attendono nuovi sviluppi nell'inchiesta sui rapporti tra mafia e politica, per cui sono finite in carcere 19 persone. A Palermo, Ballarò, ostaggio di spacciatori e tossicodipendenti. La zona interna del quartiere è ormai di fatto impraticabile. I cittadini chiedono presidi fissi alle forze dell'ordine. Si ferma l'attività eruttiva dello Stromboli, rimane attiva quella dell'Etna. Gli esperti raccomandano prudenza a turisti e curiosi che si recano in alta quota, soprattutto nel fine settimana. Calcio, domenica di sfide per le siciliane di Serie B e C. Il Palermo cerca la vittoria casalinga con il Brescia per tornare in zona play-off. Il Catania riceve il Foggia facendo i conti con tante assenze. Trapani e Messina vanno in trasferta, ma a pesare sui giallorossi ci sono i problemi societari ancora irrisolti. Bentrovati, avete sentito in primo piano, torniamo a parlare dei referti istologici in ritardo, soprattutto a Trapani. L'assessore alla salute Faraoni dispone ispezioni e verifiche però in tutte le ASP dell'isola. La denuncia ai nostri microfoni poi del trapanese Oddo, che dice ma a Messina Denaro venivano consegnati subito i referti. Laura Spanò. Si allarga l'inchiesta sui referti in ritardo per i malati di tumore, mentre la Regione dispone controlli a Trapani e nelle altre province siciliane. E tra i casi legati ai ritardi spunta anche quello del vice segretario nazionale del PSI ed ex deputato regionale, il trapanese Nino Oddo, che conferma di attendere da 3 mesi il referto. A Trapani si muore per un esame istologico. Già più di un caso di trapanesi che hanno l'esito di un esame istologico dopo che già sono defunti. Si aspettano mesi, si aspettano anni, non tutti però, perché Matteo Messina Denaro, alias Giovanni Bonafede, qualche anno fa ha avuto un esame istologico dopo 24 ore presso l'ASP di Trapani. Al momento, sotto la lente di ingrandimento dell'assessorato alla salute, ci sono anche i casi denunciati, sempre nel trapanese, dalla signora di Mazzara che ha atteso ben 8 mesi e dall'ex infermiere di Salemi che ha ricevuto i referti 12 giorni dopo essere morto. Rimane da chiarire anche come mai ben 73 medici assunti nel biennio 2023-2024 all'ASP trapanese si sono dimessi. La bufera sull'ASP di Trapani non si placa e l'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni, che ha disposto un'indagine sui tempi di consegna dei referti degli esami istologici all'ASP trapanese, con la promessa di rendere pubblici i dati raccolti dagli ispettori, mette in chiaro che le verifiche si allargheranno ad altre aziende dell'isola per evitare, dice, altri casi che nel frattempo continuano ad emergere. A Messina tensione e tafferugli alla manifestazione contro il ponte con una carica di alleggerimento della polizia. Vediamo nel servizio di Francesco Triolo. Momenti di tensione e carica della polizia alla manifestazione No Ponte che si è tenuta nel pomeriggio a Messina, il momento di maggiore nervosismo quando il corteo ha raggiunto il viale Boccetta dalla via 24 maggio. In quel frangente sono state lanciate un paio di bombe carta contro gli agenti di polizia schierati in assetto antisosmossa insieme a carabinieri e guardie di finanza, che hanno poi effettuato una carica di alleggerimento per disperdere i manifestanti dopo alcuni momenti di tensione. Insieme ai manifestanti che hanno sfilato tra striscioni, carri allegorici e musica, esprimendo il loro dissenso verso il progetto del ponte, anche dei gruppi anarchici che nel percorso hanno imbrattato i muri dei palazzi con scritte di protesta, sfregiando anche la chiesa di Santa Eustochia. Il tragitto del corteo sino a piazza Casapia è stato circoscritto e la situazione monitorata dalle forze dell'ordine.
Potrebbero esserci sviluppi nell'inchiesta Mercurio che ha portato in carcere 19 persone, tra cui un deputato regionale, un sindaco e altri 2 politici locali del catanese. Mentre continuano le indagini tra questi rapporti tra mafia e politica, intanto sono arrivate le dimissioni appunto del sindaco arrestato. Stiamo parlando del sindaco di Ramacca, Vitale. Sentiamo. Salgono a 2 su 4 politici arrestati nell'ambito dell'operazione Mercurio perché accusati di aver stretto un patto elettorale con Cosa Nostra ad aver annunciato un ricorso al Tribunale del riesame contro l'ordine di arresto. Dopo il deputato regionale Giuseppe Castiglione, anche il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, rende noto attraverso il proprio difensore, l'avvocato Maria Licata, l'intenzione di presentare un'istanza di scarcerazione. In attesa dell'esito del ricorso, il sindaco, con una lettera inviata al prefetto, al vice sindaco e al presidente del consiglio comunale di Ramacca, si è intanto dimesso dalla carica di primo cittadino dopo aver preso atto del decreto di sospensione che era nel frattempo stato firmato dal prefetto. Il sindaco non è stato però ancora ascoltato dagli inquirenti e chiede di essere interrogato per fornire una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella investigativa. Intanto continua proprio sul fronte amministrativo locale l'inchiesta della DDA di Catania. Oltre al sindaco di Ramacca, coinvolti ci sono anche il vicepresidente del medesimo consiglio comunale Salvatore Fornaro ed un ex vice sindaco ed ex assessore di Mister Bianco, attualmente consigliere comunale, Matteo Marchese. Dai loro interrogatori di garanzia gli inquirenti puntano a ricostruire gli affari nel territorio e proprio da Ramacca si muove anche la ricerca di un altro deputato regionale che si sarebbe presentato ai boss. Si tratterebbe di un deputato Dem che siede fra gli scranni di Sala d'Ercole, così come l'arrestato Giuseppe Castiglione. E su questi rapporti tra mafia e politica interviene il presidente della CESI, Monsignor Antonino Raspanti, che abbiamo sentito. I fatti che abbiamo appreso dai giornali ci turbano profondamente, perché ci fanno capire da una parte che l'organizzazione mafiosa prolifica, va avanti, e dall'altra parte che ci sono parti della politica che ancora sono troppo fragili e troppo deboli e si lasciano asservire alla malavita. E questo è veramente incredibile. Ma noi cittadini dobbiamo reagire, noi cittadini dobbiamo non stare zitti, e dobbiamo tornare a parlare come abbiamo fatto tanti anni fa, perché appunto l'organizzazione malavitosa non è per nulla sconfitta, anzi, avendo scelto strategie meno appariscenti, meno stragiste, che non danno all'occhio, può agire nelle tenebre, può agire nell'oscurità, e purtroppo ci sono ancora persone che sono troppo vulnerabili e assorbono la voglia, la sete di potere, di denaro che la malavita ti offre. È necessario un sussulto della coscienza di noi cittadini, cittadini di una democrazia liberale. È per questo che invito tutti a tornare a discutere, a tornare a insegnare ai ragazzi, alle famiglie, nei mass media, in tutti i luoghi, che il bene comune va servito con libertà, con dedizione e con disinteresse. E poi da San Cristoforo, quartiere difficile di Catania, parte l'appello dell'arcivescovo Renna perché politici e imprenditori si liberino della illegalità diffusa. Simona Mazzone. Un appello ricco di dolore e condanna dopo gli ultimi arresti per scambi politico-mafiosi che hanno coinvolto Catania e quello dell'arcivescovo Renna nel suo messaggio alla città. Questo continuo scivolare nell'illegalità, nell'essere preda di coloro che vogliono tenere in mano la città impoverendola, ecco, è qualcosa dal quale la città di Catania e forse tanti amministratori e tanti imprenditori si devono liberare. E l'occasione la Piazza della Democrazia nell'Oratorio Don Bosco a Santa Maria delle Salette, appuntamento nato dalla Settimana Sociale dei Cattolici di Trieste e organizzato a San Cristoforo, quartiere ai margini, definito difficile per l'alto tasso di criminalità, unito alla crescente dispersione scolastica e che recentemente è stato oggetto del decreto Caivano, con fondi da utilizzare per riqualificare il territorio. Siamo ben contenti che lo Stato intervenga nella rigenerazione di questo quartiere, una rigenerazione che non può non avere un primato, una rigenerazione sociale soprattutto, che certo passa attraverso
la cura delle infrastrutture, ma anche attraverso la cura delle persone. Nell'occasione è stato presentato il documento Assieme per San Cristoforo, uno studio realizzato tra associazioni, giovani e docenti universitari. Quali sono i contenuti e le finalità? Quello di fare luce sulle potenzialità e le tantissime vocazioni sopite di questo quartiere. Oggi è un'occasione per conoscerne tante di questo tipo. Le testimonianze che vengono messe in campo devono servire a stimolare la messa a terra di tantissime progettualità. Presenti all'incontro famiglie, associazioni e sindacati con gli esponenti territoriali di CGIL, CISL, UIL e UGL. Torna la tesi del fuoco amico per la morte di Filippo Raciti, l'ispettore di polizia morto il 2 febbraio del 2007 negli scontri tra forze dell'ordine e Ultra del Catania, mentre allo stadio Angelo Massimino si giocava il derby col Palermo. La riformula l'avvocato Giuseppe Lipera, difensore di Antonino Speziale, che è stato condannato per omicidio preterintenzionale, reato commesso quando era minorenne, a 8 anni e 8 mesi di carcere già scontati, presentando la domanda di revisione del processo alla Corte d'Appello di Messina. Al centro dell'istanza di Lipera, quella che il penalista chiama la nuova prova, le interviste trasmesse nel 2020 dalla trasmissione Le Iene a 2 testimoni che hanno sostenuto la tesi secondo cui Raciti sarebbe stato ferito mortalmente da un Range Rover della polizia. Ricostruzione affrontata più volte in tutti i processi e smentita in 3 gradi di giudizio. La Procura presso la Corte dei Conti ha avviato un procedimento di risarcimento dei danni a carico dell'ex esponente dei radicali italiani ed ex assistente parlamentare Antonello Nicosia, condannato con sentenza definitiva a 13 anni per associazione mafiosa e falso. A Nicosia i magistrati contabili chiedono 50.000 euro per la lesione all'immagine arrecata alla pubblica amministrazione. E adesso andiamo a Palermo. Ballarò è ormai sempre più ostaggio di pusher e tossicodipendenti. La zona interna del quartiere palermitano è praticamente off limits. Marco Gullà. A Ballarò c'è il mercato, ci sono i turisti, ci sono i colori. Poi però c'è anche una zona del quartiere che sta ormai diventando off limits, una roccaforte della droga, del crack. La recente aggressione ad una troupe di Striscia la Notizia ha nuovamente riacceso l'allarme su Ballarò a Palermo. C'è chi chiede un presidio fisso H24, chi l'esercito, chi maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. Fatto sta che in alcune strade della Bregheria diventa impossibile poter accedere se non sei consumatore di droga e quindi di crack. La parte interna di Ballarò è controllata dai pusher, per lo più extracomunitari, che qualche giorno fa hanno anche aggredito la giornalista di Striscia la Notizia e l'assessore comunale Giuliano Forzinetti. Da anni chiediamo al prefetto che ci sia una maggiore attenzione in favore del territorio della prima circoscrizione. Lo hanno chiesto anche i cittadini attraverso fiaccolate, esposte, raccolte firme, ma purtroppo nulla è cambiato, possiamo dire. Noi continuiamo a confidare, a sperare che il prefetto intervenga proprio in tutti quei luoghi dove necessita un presidio fisso da parte delle forze dell'ordine. E non solo emergenza droga, perché a Ballarò ci sono anche diverse strade invase dalla spazzatura, un film visto e rivisto. Nuovo raid all'Istituto Comprensivo Russo Raciti a Borgonuovo a Palermo. Alcuni giovani hanno fatto irruzione da una finestra del plesso scolastico e hanno messo a soqquadro diverse aule. Nelle scorse settimane i ladri avevano portato via anche un impianto di amplificazione con le casse del valore di 3.000 euro. Le scuole del quartiere Borgonuovo in questo inizio di anno sono state più volte al centro di furti e danneggiamenti. Ancora cronaca, a Tortorici, siamo nel Messinese, i carabinieri della compagnia di Sant'Agata di Militello hanno arrestato un 38enne già noto alle forze dell'ordine per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo nella sua auto, bloccata dopo un breve inseguimento, i militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato circa 500 grammi di cocaina per un valore stimato in oltre 30.000 euro. Adesso parliamo di un reato
Sempre più diffuso purtroppo la pedopornografia, soprattutto quella online, adesso si fa anche con l'intelligenza artificiale, è la nuova frontiera dei criminali del business degli atti sessuali sui minori. A sgominare una banda di 25 persone è stata l'Europol, in prima linea anche la Polizia Postale di Catania, ma il fenomeno desta sempre molta preoccupazione. Orazio Longo. Neanche il tempo di inventarla l'intelligenza artificiale, ed è già strumento in mano ai criminali, a quelli più zozzoni per giunta, quelli degli abusi sessuali contro i minori. Una operazione dell'Europol ne ha individuati 25 di criminali che utilizzavano la nuova arrivata dell'era tecnologica, l'intelligenza artificiale, per creare file pedopornografici e distribuirli sul web tramite una password che veniva rilasciata dopo un simbolico pagamento online. 273 sospettati, 170 sequestri nell'operazione denominata Cumberland, che non è, dicono gli investigatori, ancora finita. Il blitz era scattato dopo l'arresto di un cittadino danese che gestiva una piattaforma online su cui distribuiva il materiale che lui stesso produceva utilizzando l'IA. In prima linea la Polizia Postale di Catania, che, coordinata dalla DDA in un'altra indagine, ha arrestato 34 persone. Il nostro codice penale punisce coloro che realizzano, producono, diffondono, detengono immagini di pornografia minorile virtuale. Cioè quelle immagini, quei video realizzati mediante tecniche di elaborazione grafica, la cui qualità di rappresentazione è così alta da fare apparire come vere, realistiche, situazioni invece non reali. Ed è un fenomeno purtroppo che sta registrando un aumento di casi anche tra i minori. Stiamo elaborando anche strategie investigative con l'utilizzo di software che ci consentano anche di verificare se un'immagine o un video è un cosiddetto deepfake, cioè realizzato con sistemi di intelligenza artificiale e immagini talmente fatte bene da apparire come vere, per poterle chiaramente estrarre, capire, comprendere e perseguire. Quello della pedopornografia è un business osceno e redditizio, ma che con la tecnologia diventa ancora più pericoloso. Save the Children sottolinea l'importanza di rafforzare la rete di prevenzione e le attività di contrasto, con il coinvolgimento anche delle famiglie. Cambiamo argomento, si ferma la colata dello Stromboli, rimane ancora attiva invece quella dell'Etna. In questi giorni di festa, tra weekend e carnevale, gli esperti raccomandano prudenza ai turisti che si recano in alta quota, regolare il traffico aereo. Sentiamo. Dopo 2 giorni di fuoriuscita di lava, lo Stromboli ha fermato il trabocco che era alimentato nell'area craterica nord e che si riversava nella zona alta della Sciara del Fuoco. Il flusso si è arrestato ed è in raffreddamento mentre persiste l'ordinaria attività esplosiva a regime variabile in entrambe le aree crateriche, anche se non si registra fuoriuscita di cenere, così il livello d'allerta per le rotte aeree è arancione e non crea difficoltà all'aeroporto di Catania, che è regolarmente operativo. Da un vulcano all'altro l'Etna continua la sua attività iniziata lo scorso 8 febbraio. I vulcanologi dell'INGV hanno potuto osservare la presenza di un piccolo cratere sul fianco meridionale della Bocca Nuova, a 3100 metri, mentre continua l'attività esplosiva dal cratere di sud-est. E in questo primo weekend di marzo, weekend di carnevale, l'attenzione si rivolge ai numerosi turisti che in queste settimane hanno preso d'assalto l'Etna, creando non pochi problemi ai soccorritori. Si ricorda di non muoversi verso le zone interessate dalle colate se non ben equipaggiati e accompagnati da guide esperte. La bravata può costare caro, non fidarsi delle condizioni meteo favorevoli, perché in quota il rischio di improvvisa modificazione non è episodio raro. E riguardo al meteo, la Protezione Civile per le prossime 48 ore non segnala criticità, qualche pioggia isolata anche a carattere di temporale, ma residuale sulla Sicilia nord-orientale. Le previsioni dell'Aeronautica Militare parlano di tempo buono con rischio di qualche pioggia lunedì nella zona orientale dell'isola. A Siracusa è inaugurato il nuovo ponte ciclopedonale di Ortigia, un'opera realizzata in meno di un anno che però sin dalla presentazione del progetto ha diviso la città. Il sindaco Italia al nostro TG dice: dobbiamo sviluppare la bellezza, non adorare le ceneri. Francesca Loi. Lei sta fotografando e ammirando il nuovo ponte.
Sì, molto bello e secondo me anche molto utile per la città. Ortigia il suo terzo ponte. A meno di un anno dall'inizio dei lavori, eccolo il nuovo collegamento tra l'isola e il resto della città, però dedicato soltanto a pedoni e ciclisti. 42 metri, 6 metri di larghezza, un ponte che è finanziato con una misura destinata alla mobilità dolce, quindi per infrastrutture ciclopedonali. Ad attraversarlo per primi sono stati i bambini, in bici. La curiosità è tanta. Tutti vogliono passare su questo ponte e, perché no, pubblicare una foto sui social. Un nuovo punto di osservazione della Darsena, ma soprattutto un punto di partenza, in vista della riqualificazione di Riva della Posta. Noi dobbiamo non adorare le ceneri, abbiamo un patrimonio meraviglioso, dobbiamo continuare a costruire e a sviluppare la bellezza della nostra città. Ma se da un lato c'è chi apprezza, dall'altro c'è chi scuote il capo per un ponte che aveva diviso la città già dal suo annuncio. È una delle tante altre cose inutili che ha fatto questa amministrazione. Ricerca finanziamenti soltanto per dare l'impressione che si stia facendo qualcosa, avrebbe potuto invece cercare un finanziamento per realizzare un altro ponte come quello di Santa Lucia per le autovetture, i pedoni e le biciclette. Intanto qui si continuano a scattare foto. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio e alle sfide di domani delle siciliane di Serie B e Serie C. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, Serie B, il Palermo domani in campo al Barbera contro il Brescia, rosanero che vanno alla ricerca di un altro successo per rientrare il prima possibile in zona play-off. Se il Palermo vorrà nuovamente fare un blitz in zona playoff, non può sbagliare partite come quelle di domani. In casa contro un Brescia non irresistibile, occorrono solo i 3 punti. Nonostante le defezioni importanti, come quella di Brunori, il Palermo deve inseguire il secondo successo consecutivo per provare a scavalcare il Cesena, ottavo in classifica, ultimo posto utile per gli spareggi promozione. Giocherà sicuramente l'Eduaron, al posto del capitano rosanero, al suo fianco ovviamente Poyampalo, a caccia del terzo gol consecutivo con la maglia del Palermo. Il faro del centrocampo si chiama Verre, assist man e sicuramente vitaminico in alcuni frame di partita. Insomma, in questo momento è fondamentale. In difesa torna Ceccaroni, a centrocampo Pierozzi, la spunta su Diachité, soprattutto dopo il gol a Cosenza. E adesso la Serie C con il Catania che domani riceverà al Massimino il Foggia. I rossazzurri sono in piena emergenza, ma Toscano vuole l'atteggiamento giusto da valutare. Lunetta, Allegretto, Di Gennaro e Anastasio che si sono allenati ma non sono al meglio della forma. Ci dice tutto Marco Carli. Ancora al Massimino, nell'augurio di non ripetere le prestazioni viste con la Casertana e con la Juve Next Gen quando sono arrivati un pareggio stentato e una sconfitta, ma di ritrovare almeno lo spirito che ha caratterizzato il match con il Giuliano, l'unico vinto fra le mura amiche nel 2025, anno solare partito malissimo, con i rossazzurri capaci solo di un altro importante squillo, la vittoria di Monopoli. Da Altamura gli etnei si portano dietro un altro pareggio, squalifiche e la solita sequela di infortuni al netto delle polemiche sull'arbitraggio. Squadra che resta in emergenza ma Toscano chiede di più. Ieri De Paoli e Quaini, Lunetta hanno avuto un po' di influenza e sono allenati part-time oggi, però la cosa che pretendo io domani dai ragazzi, gliel'ho detto già oggi, è che l'atteggiamento, la concentrazione, la voglia non sono cose negoziabili. Sulle scelte si valutano fino all'ultimo le condizioni di almeno 4 giocatori, con Allegretto che ha le maggiori possibilità di giocare. Sarà una lunga notte, dice Toscano, per definire le decisioni. Di Gennaro, Allegretto, Lunetta e Anastasio sono disponibili, però sono scelte e disponibilità al limite, quindi dobbiamo prenderci con lo staff medico dei rischi. Io ci starei 10 anni o 15 anni a vita a Catania, ma è normale che se in questo sistema non si cambiano tante cose, non si migliorano tante cose, Toscano non serve al Catania. Catania-Foggia sarà seguita da Telecolor attraverso diretta stadio, collegamenti mezz'ora prima dell'incontro e poi spazi ai commenti da studio e dal Massimino. A fine gara le interviste in anteprima.
Doppio appuntamento in Puglia, domani pomeriggio invece per Messina e Trapani. I giallorossi sono impegnati a Monopoli, i Granata invece ospiti della capolista audace Cerignola. Sergio Colosi. La partita di Monopoli rischia di passare in secondo piano e così non dovrebbe essere vista la classifica rispetto ai gravi problemi del Messina. Al silenzio di Sciotto si aggiunge l'assenza totale di investimenti di Alaimo Cissé, protagonisti di un cambio societario sancito soltanto da una firma, con una squadra abbandonata e il club tenuto in vita dalla liquidità degli incassi del Franco Scoglio. Quadro disarmante che accompagna pensieri e attese di tecnico e calciatori, chiamati a riscattare la sconfitta di lunedì sera con il Trapani per sperare ancora nei play-out. Banchieri ha perso Krapicas per 3 giornate e in porta esordirà Gabriel Meli. Dal primo minuto anche l'ex Desene e forse Costantino per una squadra più offensiva che non segna da 3 partite. Il Monopoli, che non ha mai perso al Veneziani contro il Messina, non vince da 4 giornate, 2 pareggi e altrettante sconfitte e ha lasciato la vetta della classifica. L'imbattibilità in campionato del Trapani, targato Vincenzo Torrente, 3 successi e un pari, passa all'esame della capolista audace Cerignola. C'è entusiasmo e fiducia in quella che è diventata la 7ª forza del torneo, che punta a migliorare la classifica in chiave play-off. Gara complicata con il Cerignola reduce da 6 vittorie consecutive. La novità in avanti potrebbe essere il norvegese Stensrud, decisivo a Messina. E si è spento all'età di 79 anni l'arbitro messinese Tullio Lanese. Fra gli anni 80 e 90 aveva fischiato anche a campioni come Maradona e Platini. Oltre a dirigere centinaia di incontri nel massimo campionato, era stato chiamato pure ai mondiali di calcio di Italia 90. Lanese è stato pure presidente dell'Associazione Internazionale Arbitri. Con questa notizia noi ci fermiamo. Grazie per averci seguito. Questa edizione del TG Sicilia termina qui. A tutti voi una buona serata.